Non voglio difendere Berlusconi. C'è anche Massimo Blasoni, imprenditore ed ex consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia con Forza Italia, tra le 9 persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Udine, con perquisizioni e sequestri nell'ambito di un procedimento in materia di spesa sociosanitaria ai danni del bilancio delle regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia. L'imprenditore 53enne è il fondatore di Sereni Orizzonti, società attiva nel settore dell'assistenza per anziani e nella gestione di comunità terapeutiche e riabilitative per minori. La società è presente su tutto il territorio nazionale. L'operazione della Guardia di Finanza, scattata nelle prime ore della mattinata, ha portato al sequestro di beni per 10 milioni di euro. Secondo gli investigatori risulterebbe che la società abbia percepito quel denaro fornendo alle aziende sanitarie operanti sul territorio rendiconti non veri riguardo ai servizi assicurati. Le strutture facenti capo alla società avrebbero ridotto al massimo il costo del personale ed erogato prestazioni diverse per quantità e qualità rispetto agli standard previsti, determinando di conseguenza minore assistenza a chi usufruisce del servizio. Secondo gli investigatori venivano registrate più ore di assistenza sociosanitaria, facendo rientrare anche le prestazioni di altri lavoratori che svolgevano tutt'altre mansioni, come quelle di pulizia e di cucina. Mentre la documentazione che attestava le ore calcolate veniva poi distrutta o nascosta. In altri casi, invece, prestazioni mai fornite venivano registrate sulla base di fatture false emesse da professionisti compiacenti.